Cos'è? Ho visto una cosa. No, non dirmi. Non dirmi. Invece mi sa che è così. No, 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 non è possibile. Eccola qui. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Colperer, una frazione di Arsier, in provincia di Belluno, poco distante da Feltre. La nostra meta di oggi è Cima Campo, dove si trova il famosissimo Forte Leone. Faremo un percorso ad anello in senso orario, molto semplice, quasi tutto su strade mulattiere, circa 500 metri di dislivello e 4 ore di percorso. Partiamo dal parcheggio a fianco della bellissima chiesetta del Borgo. Questo percorso è bellissimo, ma è quasi completamente privo di segnalazioni. Non ci sono segnavia CAI di nessun tipo. Noi ci siamo dotati di traccia GPX e in questo momento stiamo salendo per questa mulattiera che ci porterà a incrociare la strada asfaltata. E infatti, dopo pochi minuti, siamo sbucati sulla strada. Eh sì, perché c'è una strada che porta in cima a Cima Campo, dove c'è il Forte Leone. Noi ovviamente facciamo il percorso a piedi. La attraversiamo semplicemente e continuiamo a seguire questa mulattiera. Non ci sono indicazioni. Sbucheremo fuori sulla strada una seconda volta più avanti. Stiamo per sbucare una seconda volta sulla strada che porta a Forte Leone, ma già da qui il panorama è veramente eccezionale. Qui abbiamo i Lagorai, proseguendo verso destra ci sono le Pale di San Martino e più dietro, seminascoste, le Dolomiti Bellunesi. E a proposito del posto in cui ci troviamo, noi abbiamo fatto parecchie ricerche in rete, perché è una cosa un po' curiosa. Noi ci troviamo sui Lagorai, sebbene questo sia territorio bellunese, perché Cima Campo, che è qua avanti, fa parte delle Dolomiti Meridionali di Fiemme, che assieme a quelle settentrionali formano il gruppo di Lagorai Cima d'Asta. Malgacelada. Malgacelado! Ah, celado! Sì. E non si vede, è tagliato. Facciamo una brevissima deviazione per andare a Malgacelado, che adesso a novembre è chiusa, ma d'estate fin da giugno è praticamente presa d'assalto dai turisti, perché qui c'è un agriturismo e si arriva in macchina.
Cucina sempre aperta, non oggi. Cucina sempre aperta, quindi si può venire a qualsiasi ora e si degustano i prodotti tipici. Ah, della in quel Malga. senso. Quando è aperta, la Malga è sempre aperta. Esatto. Ovviamente sarà chiusa. Infatti è chiusa. Abbiamo trovato qui a Malgacelado una tabella che indica un sentiero che si chiama Val d'Enape. Non è esattamente quello che stiamo facendo noi, ma in parte sì. Infatti siamo partiti da Colperer. Abbiamo fatto questo tratto qui. Abbiamo fatto questo tratto qui. Siamo sbucati dove c'è il laghetto e dove c'è Malgacelado. E adesso ne andremo effettivamente di qua. Poi saliremo al Forte Leone. E poi però scenderemo da questa parte, non faremo il percorso numero 6, arriveremo a Cimacampo, che è una trattoria, e poi scenderemo giù per Malga Costa, l'Armentera, e rientreremo per questa strada qui, della Carbonera. Da queste parti è pieno di malghe, questa è la prima, noi ne visiteremo credo almeno un altro paio, ma ce ne sono ancora. E volendo qui si può fare il giro delle malghe d'estate, si gustano i prodotti tipici della zona e ogni malga ha i suoi. Qui per esempio ce n'è una a sinistra, ma ne troveremo delle altre. Tornati sulla strada asfaltata, adesso la seguiamo fino a Forte Leone, anche se l'ultimo tratto non è asfaltato ma è strada bianca. Volendo, andando di qui a sinistra, si potrebbe tagliare fuori completamente l'asfalto. Il problema è che si allunga parecchio e poi bisogna scendere e anche risalire. Quindi noi procediamo per di qua. Siamo arrivati al bivio. Da qui è meno di 2 chilometri arrivare a Cimacampo dove c'è il Forte Leone. E dietro di me c'è una tabella che spiega dettagliatamente la storia di questo forte durante la Prima Guerra Mondiale. Proseguendo invece per la strada asfaltata a destra si va verso Castello Tesino e questa strada la riprenderemo più avanti in discesa. Eccoci qua, siamo arrivati a Cimacampo, dove c'è il grande complesso del Forte Leone. Adesso lo gireremo tutto.
Stiamo girando intorno alle mura dove c'è anche un fossato, vietato l'accesso per pericolo di caduta. Purtroppo il forte è chiuso, non si può visitare perché c'è scritto pericolo di crollo e quindi noi ci limitiamo a girarci intorno. Terminata la visita a Forte Leone, adesso iniziamo il percorso di discesa e la prima tappa sarà a Malga Campo, che è a 10 minuti, un quarto d'ora al massimo da qui. Malga Cima Campo. Io sento un profumino. Di burro, di qualcosa di buonissimo. Abbiamo ripreso la strada asfaltata che da quella parte porta a Castello Tesino e di qua invece riporta a Colperer, ma noi la seguiremo per un tratto brevissimo perché fra un po' la lasceremo, scenderemo giù a sinistra per la prossima Malga, Malga Costa. Non ci sono indicazioni, ma la mulattiera che porta a Malga Costa è questa, stacca in questo punto della strada. Ecco, questa è Malga Costa e adesso per tornare a Colperer bisogna fare molta attenzione perché il sentiero è pieno di bivi e non c'è nessuna segnalazione, quindi traccia GPX molto utile.
Ecco, questo è l'unico segno che c'è praticamente, che abbiamo trovato, una freccia rossa sbiadita che dice di scendere giù per di qua. E il percorso effettivamente è tutto visibile. Andiamo. Cos'è? Ho visto una cosa No, non dirmi. Non dirmi. e invece mi sa che te lo dico. No, Sì. no, no, Sì. no, non è possibile. Sì. Eccola qui. Un'altra mazza di tamburo. Mamma Non mia. finiscono più quest'anno. Piccolina. Siamo arrivati alla piccola chiesetta solitaria. Eccola qui. C'è un cartello? Miracolo! C'è un cartello, è anche nuovo, forse per quello che non viene citato. Eccolo qua, anzi sono in realtà 4 cartelli. Di là si va a Ponte Senaglia, questa è un'altra storia che non c'entra niente con oggi. Colper Air di qua, non avevamo dubbi, però un cartello rassicura sempre. Questo è l'ultimo bivio, anzi a guardare bene è un quadrivio, un incrocio. Continuiamo per quella orizzontale, molto logico, e anche la traccia ce lo conferma. E dopo questa defaticante, pianeggiante strada bianca siamo tornati a pochi minuti da Colper Air e quindi stiamo per chiudere l'anello di Forte Leone. Il percorso è stato bellissimo, super panoramico e molto semplice. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Authors. Vi lasciamo in descrizione l'utilissima traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.